In teoria la Serie A potrà ripartire, ma sono ancora da definire le modalità con cui questo avverrà. Le richieste inviate dal Comitato Tecnico Scientifico al Ministro Speranza, girate poi a Spadafora, stanno già facendo discutere gli addetti ai lavori e potrebbero necessitare di aggiustamenti ad hoc. In primis, in questo protocollo si prevede che i club non pesino sulla collettività per reperire tamponi e reagenti per test molecolari, richiesta difficile per le squadre di determinate zone come la Lombardia. Un altro punto dolente riguarda la responsabilità civile e penale del rispetto della quarantena e delle norme. Questa dovrebbe essere a carico dei medici che però non concordano nell'assumersi un impegno che, dal loro punto di vista, deve ricadere sulla società. Sono molto controverse poi le misure adottate nel caso in cui si trovasse un positivo durante il ritiro chiuso delle squadre, che prevedono tamponi per tutti i giocatori e, con ulteriore positività, il prolungamento del ritiro di altre 2 settimane. Infine è previsto un isolamento forzato di 15 giorni da svolgersi dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo per monitorare la situazione prima di un eventuale riavvio delle partite. Sono attesi ulteriori sviluppi, ma almeno per ora la ripartenza sembra essere più problematica di quanto ci si potesse aspettare. Adrien Rabiot non avrebbe alcun problema con la Juventus e sarebbe pronto a tornare a Torino anche subito. La conferma arriva dall'emittente francese RTL, secondo cui il centrocampista non si sentirebbe colpevole di alcunché ed è pronto al rientro in Italia, dopo aver seguito alla lettera il programma d'allenamento fornitogli dal club per il periodo di lontananza. La notizia arriva in un momento in cui erano molti a chiedersi se ci fossero attriti tra il giocatore e la società bianconera, vista la sua assenza nonostante la dirigenza lo abbia chiamato per effettuare la quarantena e prepararsi al ritorno in campo. Stando a quanto riferito dalla stampa francese, però non ci sarebbe nessun problema tra la Juventus e Rabiot. Rimane solo da vedere quando si deciderà a tornare in Italia. La Premier League ha deciso, nel caso in cui un giocatore risultasse positivo al Covid-19, la squadra di appartenenza non dovrà andare in quarantena. Lo riporta il quotidiano britannico The Independent, secondo cui verrà posto in isolamento solo il calciatore contagiato. La D del massimo campionato inglese, Richard Masters, ha spiegato che tutto il protocollo deve ancora essere approvato dagli esperti e dal governo e che sono in corso degli incontri consultivi con tutti i club. L'obiettivo comunque rimane riprendere gli allenamenti collettivi il 18 maggio e le partite il 12 giugno. Colpo di scena in casa Ferrari. La stagione 2020, che ancora non è iniziata a causa della pandemia di coronavirus, sarà l'ultima di Sebastian Vettel a Maranello. La scuderia ha comunicato in una nota la decisione di non prolungare il rapporto di collaborazione tecnico-sportiva oltre la sua naturale scadenza prevista al termine della stagione sportiva 2020. Il team principal Mattia Binotto spiega: abbiamo preso questa decisione insieme a Sebastian e riteniamo che sia la migliore soluzione per entrambe le parti. Da parte sua il pilota ha invece dichiarato: io e la squadra abbiamo realizzato che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme oltre la fine di questo campionato.